stampa di 2 ore mi sembra il termine migliore per riassumere la mattinata, la cacofonia di Jimi Hendrix che distorceva l'inno nazionale degli Stati Uniti a Woodstock nel 69, ve lo ricorderete tutti, non è certo una grande invenzione, intanto però la cacofonia è quello che emerge molto spesso dalla lettura quotidiana dei giornali ed è giusto che sia così, perché dalla cacofonia emergono 1000 spunti diversi. Intanto buongiorno ad Antonio Verna qua in studio con Buongiorno me. A te Giulio. E buongiorno soprattutto alla nostra ospite, abbiamo il piacere di avere con noi Maria Giovanna Maglie, giornalista che ha lavorato per tantissime testate, esperta di politica estera e di Stati Uniti. Una bellissima rubrica per quanto mi riguarda, l'America fatta a maglie per il sito Dagospia. Buongiorno e grazie a Maria Giovanna Maglie. Grazie a voi, buongiorno. Per essere con noi, Maria Giovanna Maglie che continua quotidianamente anche a commentare i fatti del giorno, sul suo canale Facebook vedo che c'è una molto seguita diretta, molto spesso, no? Sì, 2 volte a settimana, live, maglie strette. Da ultimo lei ha avuto modo anche di commentare il viaggio naturalmente di Matteo Salvini a Washington. Stamattina tra le varie cose, una prima cosa, io credo di essere d'accordo con Travaglio, avendo fatto la rassegna stampa, che insomma quello che era l'amicone di Putin, il pericolo numero 1 e via dicendo, è diventato invece lo schiavo di Trump. Come è stata possibile sta metamorfosi? E poi uno si domanda per quale ragione il mestiere di giornalista sia in crisi e i giornaloni e le TV italiane abbiano cali continui di ascolto. È per questa ragione. Abbiamo perso il collegamento telefonico, presumo, visto che non sentiamo più. No, ci siamo. Eccomi, io sono qui. No, abbiamo avuto un blackout momentaneo, prego. Dicevo, poi uno si domanda perché i giornali storici, prestigiosi, che si sentono importanti, italiani, perdano in considerazione proprio, perché raccontano un qualcosa che non solo non corrisponde alla realtà, che sarebbe già gravissimo visto la loro mission, ma qualcosa che la gente ha cominciato da tempo a capire che non corrisponde alla realtà. È evidente che la costruzione di un premier italiano, popolare e sovranista passa attraverso una grande attenzione all'alleanza con gli Stati Uniti d'America, ma senza alcun pregiudizio nei confronti di un paese importante come la Russia. È talmente semplice da dire. Io credo che nell'ultimo anno Matteo Salvini, che del governo era il junior partner, perché aveva il 17%, e quindi non poteva far prevalere ogni volta la sua linea di politica estera, però l'ha espressa sempre con grande chiarezza, che fosse il Venezuela, che fosse l'Iran, che fosse Israele, che fosse la Cina, ed era un modo di pensare limpido, lo stesso che è andato a dire agli americani nella visita all'Ampo dei giorni scorsi, visita che naturalmente ha fatto bene a realizzare dopo la grande affermazione in Europa, le elezioni europee, in cui i rapporti di forza all'interno del governo attuale si sono capovolti, e visita che ha fatto bene a fare perché gli americani, da alleati importanti, volevano capire quali fossero le opinioni, le condizioni, i rapporti con l'Europa, le possibili iniziative che nei nuovi rapporti di forza Matteo Salvini intende prendere. Aggiungo che nei confronti di Donald Trump, che io ho seguito dal 2015 tra i latti e i frizzi dei famosi della cacofonia, come era definito, che erano convinti che mai ce l'avrebbe fatta fino alla mattina delle elezioni, e invece nei confronti di Donald Trump la Lega tutta e Matteo Salvini in particolare hanno sempre avuto grande attenzione e rispetto per il progetto. Talmente semplice, però è anche molto semplice dedurre che una visita, pur ripeto lampo, pur solo da ministro dell'interno e vice premier, quindi non con il ruolo per certi incontri, una visita che però ha visto 2 incontri fondamentali, cioè il segretario di Stato e il vicepresidente, abbia suscitato quello che sempre a Roma si dice un grande rosicamento. Oggi, sempre in rassegna stampa, mi permetto di darti del tu, Maria Giovanna, così per comodità di colloquio. Oggi in rassegna stampa abbiamo citato anche una bella intervista su Italia Oggi all'ex ambasciatore italiano negli Stati Uniti Giovanni Castellaneta, no?
il quale in estrema sintesi dice appunto quello che sottolineavi tu: Salvini è tornato rafforzato e tra l'altro il ruolo geostrategico dell'Italia si è rafforzato con le vicende europee, la Brexit, l'indebolimento di Macron e il cambio di dirigenza politica in Germania, talché, dice Castellaneta, adesso Salvini nello scacchiere europeo può contare su una maggiore autorevolezza. Ecco, volevo chiederti a proposito di Salvini, perché tutto sommato stiamo assistendo a un fenomeno che è un fenomeno politico abbastanza anomalo per la storia italiana, secondo me. Non lo dico perché siamo su questa radio o altro, ma mi sembra che un boom così veloce tutto sommato, a partire da un movimento che era in gravissima crisi come la Lega di 3-4 anni fa, sia un fatto più unico che raro. Dal tuo punto di vista, quali sono state le determinanti fondamentali di questa traiettoria ascendente della Lega di Salvini? Allora, la marcia di Salvini dobbiamo sempre ricordare che è una marcia politica con tappe precise, con un suo ritmo, che no, lo dico per dire che non c'entra nulla con l'immediata, improvvisa astro di un Renzi che, così come è stato immediato ad affermarsi, cioè qualcuno gliel'ha portato, è stato poi rapido a bruciarsi. Non credo che si potranno mai fare paragoni. Dopodiché tu hai ragione, si tratta di una ascesa di quelle che passano alla storia, ma che è basata, secondo me, su alcune caratteristiche e ricette molto efficaci, molto semplici e a loro volta uniche, ovvero intanto la forza del personaggio e la convinzione del personaggio. L'Italia ha sofferto negli ultimi decenni di carenza di leader che fossero un tutt'uno col proprio popolo. Abbiamo avuto una serie di leader anti-italiani, di leader che si preoccupavano o dei propri affari o di stare in Europa o di fare lucrose importanti e potenti alleanze, ma certamente non di rappresentare il disagio crescente del popolo italiano. Salvini è stato capace di essere un leader che mette anche il proprio corpo, la propria vita dentro la lotta politica. Ecco, Maria Giovanna, tra i vari argomenti di primo piano, io parto sempre un po' dalla rassegna stampa di stamattina, c'è anche l'economia, no? Adesso tutti discutono sui mini bot, ma la questione fondamentale è la gestione dell'economia. E proprio il viaggio negli Stati Uniti di Matteo Salvini ha avuto modo, è stata l'occasione per ribadire che qua bisogna dare una forte scossa all'economia, cioè tagliare le tasse, sburocratizzare. Secondo te ce la si può fare? Perché questo qui è uno di quei propositi tipici di tantissimi governi, almeno a parole o altri in maniera più decisa, perché perfino Berlusconi nel 94 partì con quell'idea lì, no? E anche dopo. Però non c'è mai riuscito nessuno. Beh, non puoi che partire da quell'idea lì, perché è l'unico modo per liberare l'economia, per liberare dal cielo delle imprese, per fare una manovra espansiva e anche per essere popolari, perché la gente, nonostante usurai, non è più nell'evasione di essere legittima difesa. È chiaro che si parte da questo, è chiaro che in passato è stata aperta più di una volta un'occasione straordinaria, fatto sono nel 2008. Ecco, sentiamo male però, scusami, ma abbiamo una qualità. Prego, mi sentite meglio ora? Sì, adesso sì. Dicevo, basta pensare al 2008 quando Berlusconi aveva una maggioranza bulgara in Parlamento e quella riforma delle tasse non l'ha fatta. Oggi in una situazione economica difficile il bilancio passa solo attraverso le tasse. E qui si misura la capacità di un leader, sia pure in questo governo. Maria Giovanna, scusami, abbiamo ancora una difficoltà audio, sentiamo molto basso. Non so che dirvi perché adesso sì. Non so da cosa dipende. Dicevo che è difficile che si possa non passare dal taglio delle tasse per rimettere in moto l'economia italiana. In passato la promessa non è stata mantenuta, oggi si vedrà che cosa accade. Secondo me, siccome è quel che si dice una manovra che si paga da sé, non si può che andare avanti e farla, si vedrà che il risultato che ha. Certo, passa attraverso la sfida con l'Europa che ci voleva ridurre come la Grecia, ma siccome noi siamo troppo grandi, troppo importanti per essere lasciati fallire, per essere lasciati uscire, alla fine l'accordo si farà.
Allora, per fare cose importanti come il taglio delle tasse massiccio o altro capitolo, magari ne parliamo poi a parte, la riforma della giustizia, altra roba che in 30 anni abbiamo sentito proclamare da parte di quasi tutte le maggioranze, bisogna avere una maggioranza solida. Secondo te questa lo è, al di là di tutti gli interessi di chi la vuole dividere? Sì. Allora, questa maggioranza è solida perché i 5 Stelle in questo momento sono in affanno e di tutto hanno bisogno tranne che di votare, quindi da questo punto di vista è solida. Dal punto di vista dell'unità di intenti no, non è solida, e mano a mano che diventa forte e più forte il desiderio della Lega e di Salvini di realizzare certi punti del programma, e diciamo il corpaccione del Movimento 5 Stelle avrà dei sussulti fortissimi, cioè questo era un governo fatto di buona volontà, di accordo, di contratto e di antagonisti che decidono di stare insieme. Con un rovesciamento di forze non so quanto certe cose potranno essere realizzate. Quindi è un po' di transizione, secondo te, questa fase, diciamo così, perché mi pare di capire che molti stiano guardando con interesse anche a Fratelli d'Italia, vedi anche le ultime elezioni, no? In Sardegna, dove c'è un sindaco a Cagliari di Fratelli d'Italia e in prospettiva una leader giovane che potrebbe fare corpo con la Lega, o sbaglio? Ma certo, diciamo che delle persone... Aia, abbiamo di nuovo l'audio lontano. Sentite ora? Non so per quale motivo ogni tanto si abbassa tremendamente. È strano, è un problema di collegamento perché io sono... Proviamo, non lo so se proviamo di nuovo a richiamare perché in effetti sentivamo benissimo e poi improvvisamente è calato l'audio. Vediamo se riusciamo stiamo richiamando, credo, dalla regia, stiamo richiamando, intanto... non riesco a capire perché mi posso spostare se volete. No, adesso stiamo sentendo benissimo, anch'io non capisco. Comunque, ecco sì, stavamo dicendo il futuro, tra virgolette, centrodestra potrebbe essere proprio quello lì, allora Lega... Allora il punto qual è? Che secondo me gli elettori dimostrano con le elezioni amministrative abbinate a quelle europee una grande prevalenza della fiducia nella Lega, ma accompagnata a un desiderio di un nuovo centrodestra non a trazione berlusconiana, che è quello che nei fatti si sta realizzando, e sono sicura che è una indicazione dell'elettorato che un leader popolare, un leader attento al popolo come Salvini non può che seguire e ascoltare. Ecco, per quanto riguarda invece, ho citato prima la questione della riforma della giustizia, questi 30 anni circa, insomma, dal 92 in avanti, sono ormai 27 anni, prendiamo convenzionalmente la data di Mani Pulite, no? Questi anni ci hanno insegnato che la questione dei rapporti tra giustizia e politica non è stata mai affrontata da nessuno, è come il taglio delle tasse o giù di lì, insomma, certo. Tutti lo dicono, nessuno lo fa. Ora anche questa è stata un'altra delle priorità ribadite ultimamente da Salvini, ma anche da Di Maio, che l'ha ribadito l'altro giorno in un'intervista. Secondo te è possibile mettere mano a quel campo minato che è la giustizia? Che sia possibile non lo so, che sia necessario, indispensabile, altrimenti, guardate, se volete il mio fitto funziona, se volete richiamarmi vi do anche il numero. Adesso sentiamo adesso bene. Sentite, va bene. Allora dicevo, se sia possibile non lo so dire perché troppe volte non è stata fatta, che sia necessario, indispensabile, quanto la riforma delle tasse, quanto un atteggiamento diverso nei confronti dell'Europa, quanto la deregulation burocratica, non ho dubbi. Noi siamo paralizzati dall'uso politico della giustizia, dallo strapotere di una parte della magistratura. Che una faida tra correnti abbia fatto uscire il Verminaio è cosa di cui felicitarsi e per cui ringraziare. Questa è l'occasione, sono sicura che va colta, ci vuole coraggio però, perché ci sono molti poteri che si ribellano. Guardate che basta la separazione delle carriere per incominciare. Ecco, secondo te, Maria Giovanna, cosa ci racconta questa vicenda, nello specifico CSM, Lotti, PD, eccetera, Cene e compagnia bella? Ci racconta qualcosa di nuovo o è semplicemente un refresh di roba già vista? Sono almeno 30 anni, quasi 30 anni che la magistratura, che fino alla fine degli anni 70 era una forza conservatrice fuori dalla politica, è tutt'uno con la politica in maniera spesso corrotta, in maniera spesso ambigua,
e soprattutto con questa pretesa morale di rappresentare il meglio del paese, di rappresentare il vero partito superiore occhiuto che si occupa della decenza e della correttezza. Tutto questo in questa vicenda finalmente, fino in fondo, venuto fuori, non che non si sapesse prima che c'era un uso politico della giustizia, si sapeva, ma gli italiani sono stati un po' addormentati su questo, perché se avessero avuto la stessa straordinaria forza di esigenza che hanno avuto per esempio nei confronti del problema dell'immigrazione, la riforma si sarebbe già fatta, perché poi bisogna essere onesti nel dire che quando la spinta popolare è forte poi non resta che seguirla. Sulle vicende della giustizia gli italiani e i partiti sono stati molto altalenanti, hanno spesso pensato, sia i partiti che gli italiani, che i giudici potessero avere ragione, che i giudici andassero lasciati in pace e non toccati. Io non ne sono certa, ma mi auguro che questa vicenda faccia invece la differenza. Se non separi le carriere tra magistratura giudicante e magistratura inquirente, se non stabilisci che la magistratura non entra in alcun modo nelle vicende politiche, non ne esci vivo. Tante cose vorrei chiederti, Maria Giovanna, perché dopo c'è anche Antonio che vuole farti una domanda, te la farà brevissimo, però io ti volevo anche chiedere un'altra cosa, in merito a un'altra notizia, sempre da rassegna stampa di stamani. Il TAR ha respinto il ricorso della nave Sea-Watch contro il decreto sicurezza bis, il decreto Salvini. No? La nave dunque non può entrare in acque italiane. Allora, il decreto sicurezza bis, che era stato criticato in anticipo dall'ONU, no? Addirittura, è stato firmato dal presidente Mattarella, quindi non è palesemente incostituzionale. Non solo, certo che no. C'è un TAR che dice va bene così, quindi le regole sono quelle, vanno rispettate. Però la notizia sui giornali di oggi non c'è, tranne che in prima pagina sulla Verità. Ma perché i giornali in questi mesi hanno fatto campagna sulla incostituzionalità, sulla, come posso dire, non democrazia di azione del ministro dell'Interno, e hanno fatto campagna contro gli italiani, e oggi è come lo spread cala, fanno finta che sia merito di qualcuno che è fuori da qui, lo spread si alza, è colpa di Salvini, Bagnai, Borghi. Cioè oramai la informazione a tesi, non a caso la gente segue forme diverse di informazione, segue i social, segue quei pochi giornali e TV che fanno controinformazione, perché l'informazione a tesi è scoperta. Sull'immigrazione hanno sostenuto una tesi che ora viene a essere distrutta dalle cose, e fanno finta che non sia vero. Guardate che io non lo so dove intende andare la stampa, i media italiani e la stampa italiana, perché io raramente ho visto tanta mancanza di rapporto con la realtà, l'ho visto veramente raramente, e neanche dopo queste elezioni europee intendono cambiare rotta, ma non vanno da nessuna parte, così falliscono. Il decreto sicurezza è stato reso necessario dal fatto che una parte della magistratura riteneva di poter fare di poter andare contro quel che decideva il ministro dell'Interno, il governo e anche la volontà popolare. Niente di ciò che sia la volontà popolare espressa correttamente dall'esecutivo è incostituzionale. Il desiderio degli italiani di vedere protetti i loro confini è profondamente costituzionale e patriottico, al contrario. Hai parlato di informazione, di RAI anche, ti volevo chiedere, perché tu hai raccontato recentemente che insomma una striscia quotidiana, quella dopo il TG1, per ostilità dei 5 Stelle non hai potuto condurla tu, no? Allora io ti volevo chiedere, al di là del tuo caso individuale pur rilevante, se esiste una possibilità, anche qui è un'altra delle storiche cose, no? Tagliare le tasse, fare la riforma della giustizia e mettere a posto la RAI, l'informazione, il servizio pubblico e bla bla bla. Insomma, ne abbiamo sentite tante volte queste cose che uno non ci crede più. Perché mai dovrebbero cambiare le cose adesso? Allora, e sono cambiate? No, non sono cambiate affatto, lì veramente l'alleanza con i 5 Stelle ha toccato il punto più basso, nel senso che credo che ci sia stata da parte degli esponenti della Lega che si sono occupati di RAI una grande ingenuità, e l'ingenuità non è mica una colpa, intendiamoci, può essere una sottovalutazione della complessità e del terminaio che hai di fronte. La RAI è un posto superfetato con più di 13.000 dipendenti, laddove ne basterebbero credo la metà
a voler essere generosi, in cui si è sviluppato, come c'è il partito dei magistrati, c'è il partito RAI, si chiama così, lo chiamano tutti il partito RAI. Il partito RAI è un partito strettamente legato nella sua storia a un sindacato unico che già in sé è una parola che grida vendetta, cioè che vuol dire sindacato uno, che l'Usic RAI ha sempre impedito che ne nascesse un altro. È un po' come l'associazione dei magistrati, no? È uguale, la stessa cosa. È la M. Appena è partita la nuova gestione, i 5 Stelle si sono alleati con questa realtà interna profondamente vicina al PD. Conseguenza il PD ha perso in tutto il paese e non governa, ma governa ancora dentro la RAI in stretta alleanza con i 5 Stelle, i quali poi man mano che hanno capito che perdevano il consenso elettorale si sono incarogniti rispetto a difendere alcune casamatte della RAI. Allora che cosa ne deduco io? Che lì o fai una riforma vera ma non la fai gestire a questo amministratore delegato che è espressione dei 5 Stelle e solo di Stelle, cioè, e non la puoi gestire dopo la pseudo riforma Renzi, che adesso non voglio entrare in noiosi dettagli tecnici, ma dà tutto il potere all'amministratore delegato, nessuno al presidente e al consiglio di amministrazione. La Lega correttamente, essendo il partner di minoranza del governo, ha accettato di avere solo il presidente, ma il presidente sapete che cosa fa in realtà? Che ne dicano fuori di qua, fuori di là, il presidente taglia nastri, va alle prime dell'opera e consegna premi, non ha nessun potere. Se poi poi contano anche le caratteristiche personali, essere forti, essere autorevoli, battere il pugno sul tavolo o non farlo. Quindi insomma è complicata la cosa, ma di certo continua all'interno della RAI a esserci ad esserci una prevalenza dell'informazione ideologicamente impostata tanti anni fa di sinistra, che ora è politically correct, che ora è filo-europea, che ora è per l'accoglienza, che ora è buonista. Dall'altra parte cosa fai? Ti accontenti di piazzare qualche personaggio minore, qualche conduttore avventiccio, qualche subrettina. È molto triste e non è così che si dovrebbe fare. Dopodiché la RAI è un mostro, che così c'è solo in Italia. Ultime cose. Adesso, Antonio, prego, volevi fare una domanda a Maria salve, Giovanna? dottoressa Maglia, sono Antonio Verna. Volevo chiederle, il Premier Conte poco fa alla Camera ha detto l'Italia auspica per sé, in linea con il suo ruolo nella storia, un portafoglio economico di prima linea per quanto riguarda la Commissione europea. Secondo lei chi sarà il prossimo commissario europeo in materia economica e se sarà italiano? Credo che non ce lo daranno il commissario europeo economico, che rischi di essere il prezzo che paghiamo all'affrontarli a schiena dritta, diciamo così. Però sono pronta a riconoscere di aver sbagliato. So che tra i vari aspiranti che ho fatto in questi giorni, perché poi non è che solamente il governo, si mette in mezzo anche il Quirinale, si mettono in mezzo molte altre realtà, c'è la BCE, eccetera. So che in questi giorni aveva avanzato in vari luoghi la propria candidatura l'attuale ministro degli esteri Moavero Milanesi. Onestamente, se devo dire la verità, a me pare che la pessima performance di Moavero Milanesi in questo anno come ministro degli esteri, ma esiste? Sede praticamente vacante, non richieda, malsi concili col desiderio di diventare commissario economico europeo, cioè ha parlato per un anno male dell'Italia e del governo, oltre che non fa niente, e lo premiamo così. Sarei molto stupita, devo dire la verità, ho l'abitudine di dire quello che penso e questo penso, insomma. Io non credo che ci daranno il commissario economico, credo che facciamo bene a chiederlo con grande forza, ricordando che siamo paese fondatore, contributore netto, penalizzati in questi anni da richieste usuraie e che è arrivato il momento di tornare a sedersi e chiedere condizioni più eque. Grazie. Maria Giovanna, prima di salutarci, ho visto che hai molto apprezzato la tolleranza e la libertà che è stata garantita alle espressioni di Natalia Aspesi, che ha detto: ho una certa età, il mio bel Kalashnikov lo potrei usare contro Salvini. Bellissima idea, sparare a Salvini. Dall'altra parte, invece, sempre in tema di informazione, volevo chiederti la tua definitiva opinione sulla vicenda Radio Radicale,
che abbiamo trattato qui, perché per 3 settimane abbiamo avuto ospite, per 2 settimane Maurizio Bolognetti, che ha fatto lo sciopero della fame, segretario dei Radicali Lucani, voce storica, amico peraltro, ci collaboriamo da anni, però questo non impedisce di dare un giudizio generale sulla vicenda Radio Radicale. Allora, per quanto riguarda la storia della Trieste, che è l'esempio perfetto della doppia morale che anima la sinistra e i radical chic e progressisti di questo paese, io ho fatto un tweet che sta andando alla grande, credo che ormai abbia ben superato i 3-4 mila like e migliaia di condivisioni, perché ho detto: guarda, se io dico una riflessione satiristica, un giorno da pecora, che metterei sotto con la macchina Greta, sono un mostro. E invece Natalie Aspati poi fate schifo, perché fanno schifo, ormai non hanno più la minima remora nel rivendicare la doppia morale. Io credo che si debba essere che i cittadini che leggono affermazioni del genere debbono esercitare il diritto dell'azione penale, perché queste non sono frasi che dovrebbero restare impunite. Se io dico ammazzerei qualcuno che è un personaggio pubblico, io faccio una scelta che ha una sua gravità e precisa, e bisognerebbe procedere nei confronti di queste cose, secondo me. Così come si dice a Roma, se imparano e stanno zitti la prossima volta, o lo dicono non a un giornale ma nel chiuso del loro salotto. Venendo a Radio Radicale, sì. È una storia eterna, a Napoli si direbbe tutti. Radio Radicale ha smesso da 4 anni, la radio che aveva il suo mondo radical pannelliano, tortoriano, eccetera, ma che poi faceva tutta una parte che era di informazione anche parlamentare, obiettivo, eccetera. Sì. Parlo a ragion veduta, ho collaborato per anni con Radio Radicale, avevo una rubrica piuttosto popolare che si chiamava The New York, da New York Maria Giovanna Maglia, e tutte le mattine alle ore 7:15 per 6-7 anni raccontavo i giornali americani dagli Stati Uniti, dove vivevo allora. A un certo punto ho smesso perché la prevalenza dell'informazione radicaloide mi schiacciava. E detto questo, io credo che oggi una radio mantenuta in quel modo mentre fa la propaganda alla Bonino sia un nonsense. Credo che le radio, l'informazione parlamentare sia garantita in altro modo da strutture demandate a questo. Ritengo che la decisione presa dell'ultima per l'archivio e perché si arrivi a gara con la radio aperta e non chiusa sia un gesto comprensibile e generoso, sul quale le commissioni del parlamentare hanno preso una decisione, e la Lega anche, molto generosa ed equanime. Attenzione che tanta generosità di solito non viene ricambiata, nessuna buona azione resta impunita, perché se poi questi, lamentandosi, continuano a fare la loro propaganda e a restare aperti, per tante volte lo si dire questa cosa, poi c'è lo sciopero, poi c'è questo, poi c'è quest'altro. La verità, sapete qual è? Che per come era incardinato, per come erano incardinati i lavori parlamentari, questi, se non facevi passare la cosa di Radio Radicale, bloccavano lo sblocca cantieri, perché questo è capace, certa opposizione, è capace di nessuna senso di responsabilità. E allora a quel punto è stata presa questa decisione. È un segno di democrazia, è un segno di compromesso, di arte del negoziato, e vediamo al momento se questa gara si fa in maniera corretta. Bene, io ringrazio davvero Maria Giovanna Maglia, che è stata con noi, avremo modo di risentirci. Grazie mille. A voi, una buona giornata. Grazie, buona giornata anche a Maria Giovanna Maglie. Antonio, adesso cosa succede? Adesso andiamo in pausa pubblicitaria, poi abbiamo Laura Cavandoli, deputata della Lega, Andrea Mandelli, deputato di Forza Italia, e altri ospiti.
Rieccoci carissimi amici di RPL, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna, buon mercoledì, poi vi ricordo anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. In collegamento telefonico con noi come ogni mercoledì Laura Cavandoli, deputata della Lega. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti. Allora Laura, abbiamo visto poco fa le immagini del Premier Conte alla Camera, giusto? Ci puoi fare un piccolo riassunto significativo di quello che ha detto il Premier? Sì, infatti siamo qua alla Camera, quindi ammetto che sono nascosta dietro. Ha fatto un intervento abbastanza, determinato su quello che dovrà domani al Consiglio d'Europa, relazionare, e soprattutto, mi permetto, c'è stato un intervento veramente molto carico e determinato del nostro capogruppo Riccardo Molinari, che ha risposto e ha detto proprio al Premier che non si deve andare in Europa a elemosinare, che essendo la terza potenza d'Europa dobbiamo andare in Europa a imporre quelle che sono le nostre richieste senza temere quella che è la spada di Damocle dell'infrazione, insomma. Quindi sì, è stato un intervento molto molto significativo, ecco. Quindi di fronte alla prudenza del Premier abbiamo risposto, come sempre farà la Lega, dando una sferzata di energia e di forza a quella che deve essere la relazione dell'Italia in Europa. Benissimo. Laura, tu sei il segretario della Sesta Commissione Finanze, quindi sei anche membro della Commissione Finanze. Abbiamo visto in questi ultimi giorni tue dichiarazioni sul decreto crescita. Chi meglio di te può spiegarci proprio in maniera, non dico tecnica, ma dettagliata questo decreto? Sì, è un decreto che ha avuto una storia un po' complicata, infatti è stato praticamente quasi raddoppiato durante l'esame della Camera dei Deputati, ed era diretto proprio a dare agevolazioni fiscali, cerco di essere abbastanza semplice, alle imprese, dare la possibilità alle imprese che vogliono assumere dall'estero di poterlo fare, ma avendo per i cittadini italiani che sono residenti esteri, un'agevolazione fiscale, un risparmio del costo del lavoro per 5-7 anni, un incentivo anche per i pensionati esteri a tornare nei centri del Sud Italia, quindi è un richiamo a tutto quello che è la nostra attività. Poi c'è tutta la parte relativa al marchio del Made in Italy, al tutela del Made in Italy e del marchio del Made in Italy, e poi c'è tutta la parte che è stata però introdotta, quella che malignamente Repubblica dice che è il salva, però una parte di legislazione emergenziale in effetti c'è stata, perché mentre il Salva Roma era previsto e grazie all'attività della Lega è stato esteso a tutti i comuni che hanno una popolazione superiore a 60.000 abitanti, che sono in dissesto o predissesto, proprio per dare delle risposte concrete agli enti locali che hanno delle problematiche naturalmente ereditate probabilmente dal 4, 5, 10 anni precedenti. C'è stato poi il problema di intanto prorogare la copertura della situazione di Carige, del prestito che tiene in piedi Carige, la possibilità di fare per le banche del Mezzogiorno di avere delle agevolazioni nel caso in cui vengano accorpate ad altre. Un taglio al costo del lavoro, questo è un emendamento molto importante perché è richiesto ovviamente dalle imprese ma anche dai lavoratori, e poi tutto il discorso che ovviamente a noi interessava perché era richiesto dai commercialisti proprio per delle problematiche finanziarie ma di software che non funzionano, la proroga dei cosiddetti ISA, che sono gli indici sintetici di affidabilità, quelli che hanno sostituito gli studi di settore e che è stato tutto prorogato, dichiarazione e anche il versamento al 30 settembre. Quindi abbiamo dato più spazio anche alle richieste che è vero sono state proposte in modo urgente e c'era questo decreto aperto e quindi sono entrate qua. Ecco. Benissimo. Senti Laura, oggi invece cosa c'è proprio in programma nella tua commissione o anche alla Camera? Siamo appunto finita la parte delle risoluzioni sull'intervento di Conte in Europa. Si procederà proprio all'esame del decreto crescita
è previsto un voto di fiducia che verrà richiesto, non so se oggi o domani, perché diciamo che non abbiamo una tempistica certa, però per il momento siamo qua. Poi in commissione sarà domani, credo, ci sarà una proposta di legge dell'opposizione della Meloni sulla nazionalizzazione della Banca d'Italia, quindi anche qui un argomento molto molto di attualità, vista le dichiarazioni del senatore Bagnai che voleva provvedere a una nomina della governance o dell'amministrazione di Banca d'Italia fatta da più politica che tecnica, insomma ci sarà tanto da discutere anche su questo. Assolutamente sì. Laura, oggi per 500.000 studenti è il giorno della maturità, l'analisi è sui testi di Ungaretti e Sciascia, poi c'è anche Gino Bartali e la morte di Dalla Chiesa. Che ne pensi di questa scelta di queste tracce per questo esame di oggi? Sono belle tracce, insomma non c'è niente da dire, sono tracce molto varie, molto recenti, quindi molto moderne, nel senso che insomma si fa riferimento a elementi del Novecento e di attualità. E io credo che i ragazzi insomma possono tranquillamente sbizzarrirsi, devono scrivere, non ci ascolteranno, devono scrivere il giusto, né poco né troppo. In questo momento stanno scrivendo. Esatto, infatti, perché io lo dico sempre, io ero all'università, quindi insegnavo all'università, quindi dico non scrivere mai troppo, ma neanche troppo poco. E poi quindi diciamo bisogna scrivere con una calligrafia leggibile, almeno sforzarsi, no? Di scrivere in maniera leggibile. Bravissimo. Ma tu ti ricordi, Laura, il tuo giorno, no? Di maturità? Ahimè, tanti anni fa. No, non te lo ricordi? Lo ricordo. Sì, me lo ricordo. Io poi ho fatto, insomma, ero a Parma al liceo, mi sembra che fosse Pascoli, io ho scelto la traccia di letteratura, insomma, quindi è stato, è sempre uno scoglio da affrontare. Io credo che gli esami siano giusto affrontarli a 18 anni, proprio perché si diventa grandi, ecco. Poi da lì in poi sono sempre esami. Certo, poi ci sono gli orali e poi i ragazzi insomma possono rilassarsi andando al mare, poi studiando diciamo dopo il 20 agosto, che dici? Certo, hanno tutto il tempo, insomma. Benissimo. Senti Laura, si sta parlando in questi ultimi giorni di giustizia, no? Dovrebbe esserci un vertice per la questione giustizia tra Bonafede, tra il ministro e non so, altre persone. Tu che ne pensi? Anche sulle intercettazioni che si dice? Sì, c'è un doppio vertice, se ho ben capito, perché c'è un doppio tavolo, uno sulla riforma del processo penale, dove il nostro ministro Bongiorno insomma è ferrata e so che sta presidiando queste proposte insomma che dovrebbero insomma presentarsi, e poi c'è l'altro tavolo proprio sulle intercettazioni, anche alla luce di quello che sta uscendo sui giornali, su un'inchiesta sulle intercettazioni insomma per le problematiche all'interno del CSM, e su questo hanno invitato anche i giornalisti, mi sembra molto corretto, e anche degli esponenti del Consiglio Nazionale Forense, quindi del governo dell'avvocatura. Sicuramente ci vuole un intervento, ci deve essere, e se non si riesce a fermare diciamo questa emorragia di intercettazioni che vanno sui giornali e che escono dagli uffici giudiziari, quindi se non si riesce a fermare la fonte bisogna per forza agire sui giornali. Perché non è possibile che si escano conversazioni private di persone peraltro non intercettabili sui giornali, senza nessun vaglio, senza nessuna minima opportunità né politica né dal punto di vista giudiziario, perché ovviamente il fatto che ci sia questa diffusione che può portare a un giustizialismo diciamo popolare, ma impedisce di fatto di continuare queste indagini, perché chi è intercettato non parlerà mai più al telefono, né in presenza di un telefono, credo. Certo, quindi insomma vedremo quali saranno. Il problema è e rimane grave fin dai tempi di Mani Pulite, quindi sono passati ormai 20 anni. Laura, per quanto riguarda invece una notizia di cronaca di ieri, no, sul mondiale in Qatar, Platini è stato fermato, però nella notte è poi stato rilasciato. Hai letto questo articolo, questa notizia? Sì, ho visto anche sui giornali di oggi, proprio perché insomma, c'è questa posizione controversia, per cui insomma Platini nella sua veste, che peraltro è anche sospeso, no? Nella sua veste
capo della FIFA, insomma aveva dato questo voto determinante per il passaggio dei mondiali imminenti al Qatar del 2022, se ben ricordo. Sì, è stata una brutta notizia, perché comunque Michel Platini nel nostro da giocatore, insomma, della Juventus con cui ha vinto tutto, insomma abbiamo un'idea assolutamente molto trionfale di questo atleta, di questo calciatore. Io sono sempre per la presunzione di innocenza, sì, e sinceramente vedremo quello che diranno queste indagini. È brutto pensare che uno sportivo si possa corrompere, insomma, diciamo da tutti i punti di vista. Lo sport è sempre l'idea di essere leali, di essere appunto sportivi e di stare in una competizione giusta. Se c'è qualcosa che non va all'interno dello sport è un segnale molto molto brutto. Ecco, senti Laura, sulla lettera di risposta all'Unione Europea, oggi non so se c'è un vertice tra il Premier Conte e i Vice Premier, qual è la risposta? Dunque, doveva esserci stato stamattina alle 8, quindi prima che Conte venisse qua. La risposta, da quello che ha detto adesso il Presidente del Consiglio dei Ministri, non è stata, cioè ovviamente non ce l'ha anticipata, nel senso che si prenderanno tutto il tempo per spiegare quello che sono i nostri interventi, appunto per ridurre il deficit PIL, che ovviamente si punta su quello che vogliamo, cioè una ricrescita dello Stato, una crescita e quindi aumentare il PIL proprio per evitare e quindi modificare quello che è il rapporto con il debito. Quindi su questo siamo ottimisti, se ne sta parlando anche adesso in aula e credo che insomma con moderato ottimismo, se non vogliamo appunto che, come ho detto prima, che non diventi una spada di Damocle per permettere all'Europa di darci delle imposizioni dall'alto che sicuramente sono stonate per quello che riguarda la crescita del nostro paese e l'economia del nostro paese. Benissimo, allora Laura, grazie mille come al solito per la tua disponibilità, per essere qui con noi ogni mercoledì più o meno a quest'ora. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a te, buon lavoro a tutti. Grazie mille a Laura Cavandoli, deputata della Lega. Adesso in collegamento telefonico con noi Roberto dalla regia, che saluto, mi dà l'ok. Abbiamo il deputato di Forza Italia, il dottor Andrea Mandelli. Buongiorno dottor Mandelli. Buongiorno a Radio Padania, buongiorno a tutti. Grazie mille, non so se è la sua prima volta qui in radio? Un debutto assoluto. Un debutto, allora così come però faccio... per un brianzolo, insomma, non è una grossa... Va bene, è sempre comunque un debutto. Allora, la presentiamo molto velocemente, così come noi di solito facciamo con i nostri ospiti. Lei è nato a Monza, è un farmacista, laureato in farmacia, fa parte della commissione, della quinta commissione alla Camera Bilancio, Tesoro e Programmazione, ed è anche vicepresidente della commissione speciale per l'esame di atti del governo, giusto? Sì, giusto. E Brianzolo, appunto, come diceva lei, ci può raccontare un po' come nasce la sua passione per la politica e poi anche la sua vicinanza al partito di Forza Italia, ecco. Ma guardi, molto semplicemente io mi laureo in farmacia giovanissimo, purtroppo, perché ho fatto molto velocemente il percorso di studi, dopodiché mi sono occupato del movimento giovanile dei farmacisti e fino a diventare presidente nazionale. Ho fatto il mio mandato come presidente nazionale, dopodiché ho lasciato Giovani e ho cominciato l'avventura all'interno del nostro comitato centrale delle federazioni degli ordini dei farmacisti italiani, che è l'organo esponenziale dei farmacisti, che quindi si occupa proprio di tutto quello che è il mondo del professionista. Poi nel 2006 nel 2002 sono stato eletto consigliere comunale di Monza, abbiamo perso il sindaco, quindi non sono entrato col premio di maggioranza ma coi voti. Dopodiché nel 2006 sono stato chiamato a fare il vicepresidente vicario dell'allora presidente della Federazione Nazionale dei Farmacisti. Dal 2009 sono diventato presidente nazionale dei farmacisti italiani, 100.000 professionisti che tutti i giorni gli ascoltatori di Radio Padania incontrano nelle farmacie, sia aperte al pubblico che comunali, che degli ospedali, che quegli fantastici professionisti che tutti i giorni controllano la qualità dei farmaci che poi tutti i giorni in famiglia prendiamo. E quindi poi ho rifatto il consigliere comunale, insomma via via, quindi una passione
certo. che nasce da giovane, che ha trovato una grande soddisfazione prima come senatore della Repubblica, vicepresidente della Commissione Bilancio al Senato, e ora in questa avventura alla Camera che stiamo vivendo tutti insieme. Benissimo. Allora, parliamo un po' di questo governo, no? Parliamo un po' della politica economica del governo. Cosa le piace, cosa non le piace di questo governo? Ad esempio, iniziamo dal reddito di cittadinanza, no? Abbiamo visto ieri e in questi giorni c'è il concorsone per i navigator. Lei che ne pensa del reddito di cittadinanza? Guardi, io sono molto convinto che il programma su cui Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno chiesto la fiducia dei cittadini il 4 di marzo sia l'unica soluzione per affrontare i problemi del Paese e per dare una risposta a un Paese che tutti amiamo, ma che ha bisogno di capacità di governo non indifferenti in questa turbolenza particolare. Detto questo, io anche ieri a Sky lo ribadivo, sono un po' preoccupato perché ovviamente in questa alleanza giallo-verde sono preoccupato per quello che potrà essere l'influenza su certi temi, perché è chiaro che per quanto mi riguarda il reddito di cittadinanza lo trovo una manovra che non funziona, perché non è stimolando a fare nulla che daremo una scossa al Paese. Io penso che molto più probabilmente quei soldi, quei 5 miliardi, sto parlando ovviamente a grandi linee, giusto per intenderci, per dare un ordine di grandezza, quei 5 miliardi che sono investiti, che poi dovranno andare anche nelle prossime capitoli di bilancio per il futuro, sarebbero stati meglio investiti nella riduzione delle tasse all'impresa, nella riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori, per rifar partire i consumi interni. Sarebbe stato meglio creare dei posti di lavoro veri, aiutando gli imprenditori a fare il loro mestiere. Sarebbe opportuno levare la burocrazia che ci sta soffocando tutti, non solo imprenditori, ma anche cittadini. Qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione ti fa sentire suddito, non cittadino di questa Repubblica. Quindi io quello che penso del reddito di cittadinanza è che sono soldi che potevano essere meglio, non dico sprecati, perché poi ogni governo fa le sue scelte, ma io li avrei messi per aiutare i nostri lavoratori a avere più soldini in tasca, li avrei messi per aiutare le imprese a fare il loro mestiere, li avrei destinati quindi a un momento strutturale di ripresa del Paese. Io penso che lasciare le persone sedute sul divano sia un errore, ma lo dico da Brianzole, quindi mi rendo conto di avere una malattia particolare che è quella del lavoro, dell'attaccamento alla famiglia, dei valori dell'amicizia, della solidarietà, insomma quei lavori quei valori che mi hanno insegnato papà e mamma. Benissimo. E invece per quanto riguarda la flat tax, no? Anche voi di Forza Italia siete favorevoli a questa misura, giusto? Assolutamente sì. Il Paese muore di una pressione fiscale che parla di un 44,2%, ma che in realtà ogni persona che mi ascolta, lei sa, poi ci sono le 1000 rivoli, rivoletti, prelievetti che in realtà la fanno lievitare al 60%. Non possiamo pensare di incentivare chi vuole intraprendere, chi vuole sacrificare, chi non dorme di notte per quella sua azienda, quella sua piccolissima realtà, non possiamo incentivarlo tassandoli così. E un altro ragionamento, attenzione, è sbagliato anche pensare alle norme con davanti le grandi aziende, le grandi realtà. Non esistono più in Italia. In Italia ci sono i piccoli, i piccolissimi, che sono eroi, che tutti i giorni ci mettono la faccia, che tutti i giorni ci mettono tutto quanto possono metterci, sacrificano la famiglia, sacrificano il loro tempo libero e sono da premiare. Noi invece continuiamo a fare un paradigma di grandi aziende. Invece sono i piccoli da aiutare, quelli che tutti i giorni hanno 1 o 2 posti di lavoro, che magari fanno mancare qualcosa a loro stessi per non dare lo stipendio, per poter dare lo stipendio a quel collaboratore che vive con te da una vita. Ecco, secondo me abbiamo bisogno di riscoprire proprio l'operosità, l'ingegno, la capacità degli italiani, che è enorme, ma che sono un po' stanchi e un po' in agonia e quindi vanno aiutati sempre poco. Benissimo, dottor Mandelli, le chiedo di rimanere con noi al telefono per altri 5 minuti subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Grazie.
Mandelli. Dottor Mandelli, ancora in linea, giusto? Sì, certo. Grazie mille. Allora, dottor Mandelli, volevo chiederle, Forza Italia, no? Qual è il futuro, la riorganizzazione di Forza Italia? Ma adesso c'è un momento di dibattito molto importante che credo sia anche salutare, perché dal confronto, dal dialogo, dal confronto appunto si può arrivare poi a una soluzione importante. Ovviamente è evidente la necessità di darsi una scossa, di cercare di riuscire a tornare protagonisti dell'attività politica. È un dovere che dobbiamo avere anche per tutto l'impegno che il Presidente Berlusconi ha messo a disposizione prima di tutto del Paese, poi Forza Italia. Come tutti i percorsi spesso sembra tortuoso, ma sono convinto che troveremo presto una capacità di tornare a dare un contributo forte di questo Paese. Certo, una cosa su cui tutti siamo e siete d'accordo è la diminuzione delle tasse, giusto? Il tagliare le tasse. Secondo lei la procedura di infrazione si rischia o no? Ma guardi, io direi che sicuramente non c'è da prendere sotto gamba nulla. Bisogna un po' cambiare il paradigma di questa Europa. Direi che la viviamo più come matrigna che come mamma. I parametri sono sicuramente importanti, sono sicuramente una maniera di misurarsi, ma se l'operazione viene bene ma il paziente muore, non è che dobbiamo gioire. Allora il problema è che bisogna andare in Europa a schiena dritta, occupando un posto importante nella Commissione, un posto magari che possa far percepire il Paese come centrale. Siamo dei contribuenti, i secondi contribuenti netti dell'Unione Europea, meritiamo di essere anche valutati per quello che diamo, non solo per quello che magari non facciamo. Quindi andare in Europa con un peso, con una capacità, anche con un ruolo, una responsabilità. Oggettivamente quello delle politiche estere non contava molto. L'Europa non ha una politica comune estera, quindi si può immaginare cosa può fare il commissario che ha questo scopo, un ruolo importante, importantissimo, per l'amor di Dio. Ma in questo momento penso che il futuro passi anche da un ruolo europeo con un commissario che si occupi anche delle nostre realtà italiane, perché vede, non dobbiamo avere vergogna di andare in Europa a difendere il nostro Paese, perché troppo spesso abbiamo visto situazioni un po' tristi, difficili per noi da digerire. Quindi cambiare atteggiamento con l'Europa per cambiare insieme all'Europa, per riuscire a costruire un futuro per tutti i cittadini europei che non sia solo austerità, ma che sia prosperità e sviluppo. Benissimo. Ieri lei è stato all'assemblea annuale di Confartigianato Imprese. Sì, cosa è emerso da questa assemblea? Due cose mi hanno colpito. Innanzitutto quello che dicevo un po' prima, questa straordinaria capacità di questi piccolissimi imprenditori di dare l'anima per la loro azienda, e nel dare l'anima alla loro azienda dare l'anima al Paese. Questa capacità di capire che è vero, Google sta standardizzando, ma che l'uomo vuole la personalizzazione, che quindi noi abbiamo una autostrada davanti al futuro delle nostre imprese artigiane. Però c'è un però. Cerchiamo di metterli nelle condizioni di fare il loro lavoro, e allora abbassiamo le tasse, mettiamo i soldini in tasca, come dicevo prima, ai lavoratori, leviamo sta burocrazia, leviamo norme assurde, leviamo tutti quegli impiccetti che un poveretto che sta appresso alla sua idea facendo fatica a esportare non può certo perdersi in 1000 rivoli, in 1000 domande, in 1000 cose. Quindi semplificare, abbassare le tasse e far ripartire il Paese mettendo i soldi in tasca ai lavoratori. Questo è, secondo me, la prima e più importante cosa da fare. Benissimo, allora grazie mille dottor Mandelli per essere stato quest'oggi con noi, ci risentiamo prossimamente in radio. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Grazie mille. Allora, adesso Roberto mi sta dando l'ok, in collegamento telefonico con noi abbiamo spostato dal giovedì ad oggi Pietro De Leo, giornalista de Il Tempo. Ecco, allora abbiamo un cambio di programma, abbiamo in collegamento telefonico la senatrice Pucciarelli?
Pronto? Pronto? Pronto, senatrice, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E buongiorno ai ascoltatori. Allora, senatrice, che cosa sta succedendo in aula al Senato in questo momento? Beh, in questo momento stiamo votando il decreto Calabria. Ecco, benissimo, quindi insomma c'è un'attività intensa, giusto? Proprio di sì, intensa, Sì. I lavori sono aperti, per cui consideriamo di concludere questa mattina la votazione. Benissimo, volevo solo chiederle, l'audizione di martedì scorso con Nadia Murad, com'è andata? Chi è Nadia Murad? Vabbè, Nadia Murad è un premio Nobel, diciamo, è in pratica una rappresentante della popolazione yazida, popolazione che è stata pressoché sterminata. Lei stessa è stata rapita, è stata oggetto di stupro, per cui è stato letteralmente un genocidio quella della popolazione yazida. Lei sta portando avanti questa campagna per far sì che la popolazione possa uscire da essere in un campo profughi e poter rientrare nei propri territori, per cui lei quello che chiede è che i riflettori vengano comunque mantenuti aperti perché la popolazione possa ritornare nelle proprie case e poter riavere un futuro nelle proprie terre, per cui è un impegno che ci dobbiamo prendere tutti. Sì. È un impegno anche perché le prove che sono state raccolte contro chi ha commesso queste atrocità, perché possano essere poi di per sé condannati i responsabili e che le prove vengano tenute, perché la paura che vengano fatte sparire. Benissimo. Senti Stefania, volevo chiederti, sul reddito di cittadinanza ieri c'è stato il concorsone, che ne pensi? Beh, ieri mattina mi è capitato di trovare sul treno una partecipante al concorsone, sì. una persona che proviene dalla città di La Spezia, per cui è una mia concittadina. E di per sé lei fino ad oggi ha svolto un'attività come servizio sociale, per cui lei mi spiegava che avrebbe, laddove fosse stata poi tra insomma quelle che supereranno queste prove, la volontà di trasferire questa esperienza in questa nuova professione, per cui per molti secondo me è la volontà di avere concretamente la possibilità di aiutare le persone che si trovano in una condizione di essere al di fuori dell'attività lavorativa, ma con una funzione legata anche a una sorta di integrazione nella socialità con un nuovo lavoro, un nuovo stimolo per un futuro, per cui l'ho trovata molto bella come prospettiva e uno stimolo nuovo anche per questi ragazzi che si vanno ad offrire come nuovi questi nuovi navigator, ecco. Benissimo, allora Stefania, grazie mille di essere stata qui con noi nonostante l'intensa attività di oggi. Buon proseguimento di giornata. E una buona giornata a tutti. Grazie mille a Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega. Allora, come annunciavo prima, abbiamo spostato il collegamento con Pietro De Leo, giornalista del Tempo, da domani ad oggi. Buongiorno Pietro De Leo, buongiorno Pietro. Buongiorno a tutti voi. Allora Pietro, come non parlare con te della maturità 2019 di oggi, dei temi? Ad esempio c'è un tema sul generale Dalla Chiesa e al Corriere della Sera, Rito e Nando Dalla Chiesa dicono tema sul nostro padre, un evento di civiltà. Che ne pensi delle altre tracce di quest'anno? Ma io ho dato una scorsa nelle anticipazioni che sono uscite sui siti, perché poi si saprà integralmente tra un po'. Sì. Sono tracce molto interessanti. Ad esempio, io fossi stato là avrei scelto quella di Ungaretti, perché comunque è una traccia molto contemplativa che richiama il valore della memoria, della riflessione su se stessi, sulla vita
che uno ha condotto fino a un dato momento su le dimensioni della propria esistenza, il passato e il presente. Mi sembra un tema molto interessante, soprattutto in un momento come quello attuale, in cui specie i ragazzi più giovani, sottoposti al bombardamento dei social, della tecnologia, a questo vorticare di modernità, spesso riflettono molto poco sul valore del passato, sull'importanza del passato come arricchimento della memoria. I temi sono belli, la domanda è sempre quella: ma questi ragazzi arrivano preparati a svolgerli? Perché comunque sono dei temi di una certa complessità, anche doverosa, però per essere svolti secondo me con una certa consapevolezza bisogna aver avuto un bagaglio anche di letture di giornali, di attenzione all'attualità. Quindi io non lo so, ma è un tema che questa è una domanda che mi pongo quest'anno come mi ponevo anche nelle altre. Senti Pietro, ma tu lo ricordi il tuo giorno, no, d'esame alla maturità? Guarda, non ricordo la traccia. Quella non me la ricordo. Probabilmente era un'analisi del testo, perché avevamo un insegnante che per tutto l'anno ci aveva fatto fare solo quella, allora io per non rischiare scelsi la traccia e non il tema d'attualità. Io ricordo che era un tema sul viaggio, se non sbaglio, quindi era un tema abbastanza facile quello che scelsi. Sì, no, io no, completamente rimosso. Ricordo quei giorni di caldo, quei giorni di fatica e la grandissima liberazione che ebbi alla fine del percorso, perché comunque non ne potevo più. Quindi era veramente l'ultimo anno a scuola per me fu un po' complicato, no? Non per i risultati, ma proprio per l'ambiente, perché avevo anche dei professori molto schierati a sinistra, quindi per me non era facile. Ricordo proprio il grande senso di liberazione che ebbi alla fine di quella maturità e poi proprio l'emozione del dopo, perché poi mi trasferii a Roma da un piccolo paese della provincia di Macerata, arrivai a Roma e per me si aprì un altro mondo. Quindi anche se quella della maturità secondo me è un rito laico ormai, perché veramente promuovono tutti, siamo leggevoli, le percentuali siamo oltre il 98% di promossi, è una roba ridicola, però comunque è giusto che i ragazzi stiano un po' in ansia, ed è comunque un rito di passaggio indubbiamente tra due fasi della vita, perché uno abbraccia quel momento in cui poi dovrà pensare un po' più ad essere autosufficiente, a far da sé, ad amministrarsi meglio il proprio tempo, le proprie ore, quindi senz'altro è un rito di passaggio. Tornasse ad essere anche meritocratico e serio sarebbe il non plus ultra, e oltretutto sarebbe anche ora che accadesse, perché veramente certe percentuali di promossi così fanno ridere. Adesso non è per far polemica, ma poi il mondo oggi ci chiede competenze, ci chiede consapevolezze, ci chiede anche fatica, capacità di saper affrontare. Invece ormai la scuola, purtroppo, ci sono anche ottimi insegnanti, per carità, ma proprio c'è un livellamento verso il basso che è inaccettabile, è inutile e dannoso per gli stessi ragazzi. Ecco, però sull'università c'è anche una classifica, no? Il Politecnico di Milano è la prima università in Italia tra le 150 migliori al mondo università. Che ne pensi anche di questo? Tu dove hai fatto l'università? Io ho fatto qui a Roma, alla LUMSA, e ho studiato giurisprudenza. Sì, ho letto questa classifica. L'Italia ha dei centri di eccellenza molto importanti che vanno valorizzati e su cui bisogna puntare, perché l'Italia è il paese che ha inventato l'università. L'università italiana nacque a Bologna con i primi precettori di giurisprudenza che radunavano attorno a loro degli allievi e impartivano dei rudimenti di leggi, di procedure decisionali, eccetera. Quindi l'Italia è il paese che ha inventato l'università e dovrebbe rivendicare con ancora maggior vigore, con sempre maggior vigore, il suo grande primato in questo. Ci sono dei centri indubbiamente di eccellenza. Va detto però che da qualche anno a questa parte sempre meno studenti stranieri scelgono l'Italia come meta del loro studio, e va detto anche che purtroppo certe storie che emergono dalla cronaca universitaria francamente non rendono merito a una grande storia, perché leggiamo ovunque di nepotismi, di favoritismi, di vicende poco edificanti,
e che magari sporcano l'impegno di tanti docenti, tanti ricercatori e tanti ragazzi che invece si impegnano per fare un percorso serio e hanno proprio l'animus dell'insegnamento, come dice la parola stessa, del lasciare un segno nella coscienza e della formazione degli allievi. Questo sarebbe il caso veramente è stato affrontato molte volte, però secondo me arrivati a questo punto andrebbe proprio affrontato con un grande dibattito pubblico. C'era un articolo del Corriere della Sera qualche settimana fa, mi sembra una decina di giorni fa, in cui venivano proprio sviscerate tutte le storie peggiori che sono accadute negli atenei italiani, e francamente il quadro che ne esce non è edificante. E ti dico anche una cosa che temo la politica possa fare fino a un certo punto, perché quando tu puoi fare milioni di riforme, ma quando c'è la cultura dell'imbroglio, ragazzi, è impossibile da superare quella. E quindi serve proprio una rivoluzione culturale all'interno dell'università in direzione del merito. Pietro, c'è un'altra notizia che riguarda la RAI. Ok alla mozione del Movimento 5 Stelle che boccia il doppio incarico al presidente Foa, la Lega vota no, Di Maio dice ora fuori la politica dalla RAI. Salvini dice invece taglio ai mega stipendi. Insomma, Di Maio ha annunciato di voler presentare un DDL. Che ne pensi tu? Ma io fuori la politica dalla RAI lo sento dire da secoli, da decenni, non si realizza mai, perché comunque innanzitutto è la più grande industria culturale del paese, è normale che faccia gola alla politica per le sue mire di influenza, ma è fisiologico che la politica cerchi di influenzare gli spazi in cui si formano le opinioni. E poi è un approccio tipicamente italiano. Tu vieni da anni di lottizzazione di tutti gli spazi culturali, lo vediamo non solo nella RAI ma ovunque, anche nei teatri, nei centri di ricerca. Insomma, mi pare un po' difficile e soprattutto è anche un po' scolorito questo slogan fuori i partiti dalla RAI. Lo diceva anche Renzi, che poi di fatto l'aveva resa uno degli affluenti del suo potere. Ecco, per quanto riguarda, quindi ecco, sembra un po' più realistico il discorso che fa Salvini, quello di rivedere i costi, quello di rivedere i maxi stipendi e cose, un'impostazione di questo tipo. Per quanto riguarda quello che è accaduto, io ho letto sulle agenzie questa mattina. Io non so se è il caso di leggerla dal punto di vista politico, propenderei per il sì, e se lo leggiamo dal punto di vista politico vediamo una nuova maggioranza che, per quanto per un solo punto si è formata, cioè quella tra Movimento 5 Stelle e PD. E se uno mette in correlazione questa tessera del puzzle con tutto quello che abbiamo detto e scritto negli scorsi mesi, cioè dal fatto che tra due partiti comincerebbero ad esserci dei segnali di fumo abbastanza evidenti, ecco, questo è un altro indizio, non è una prova, ma è un indizio di cui secondo me dobbiamo tener conto. Benissimo. Senti Pietro, il 18, praticamente stavo dicendo questa mattina, il 18 giugno hai scritto tu su Il Tempo un articolo che riguarda il vice premier Salvini negli USA. L'hai titolato "Salvini negli USA fa arrabbiare i 5 Stelle, il leader del Carroccio incontra il segretario di Stato Pompeo, confronto sul business e sulla politica estera, sulla Libia una soluzione pacifica". Tu come valuti appunto la visita di Salvini, la visita lampo di Salvini in America? Ma mi pare una novità interessante, sia dal punto di vista del Salvini uomo di governo, che ha fatto sta facendo una scelta molto chiara e molto netta verso l'atlantismo, sia da un punto di vista proprio di politica culturale, perché ci sono questi due fenomeni, no? Il trumpismo da una parte e il salvinismo dall'altra, che hanno per molti aspetti delle analogie. Penso ad esempio al contrasto all'immigrazione clandestina, penso ad esempio all'attenzione verso le realtà locali, perché
Trump in America è stato votato da quelli che sono definiti in gergo i redneck, no? I colli rossi bruciati dal sole, che sono gli allevatori, gli agricoltori, gli operai, non delle megalopoli ma delle aree sperdute con i campi di mais e gli allevamenti. Allo stesso modo Salvini ha suscitato molta fiducia, che l'ha premiato anche alle ultime elezioni europee, delle aree provinciali del paese, delle campagne, anche delle zone terremotate dove ha avuto picchi del 40%. E sì. Poi c'è un'altra analogia che riguarda quel linguaggio spiccio, crudo, sfrondato da fronzoli e che smonta tutte le ritualità della politica. Quindi è interessante da questo punto di vista. Se lo vediamo però, se prendiamo l'ottica dal punto di vista della politica di governo, è chiaro che negli scorsi mesi il governo Conte ha avuto delle ambiguità, perché se pensiamo alla posizione sul Venezuela, se pensiamo a quella cosa che si chiama memorandum con la Cina, che secondo me è stato un errore gravissimo, ecco, la visita di Salvini scrolla quell'ambiguità almeno dal versante Lega, cioè lui si pone come un leader atlantico, un leader che vuole dialogare con questa amministrazione e che cerca di recuperare il tempo perduto nel rapporto con gli Stati Uniti. Tempo perduto, questo va detto, non per colpa di Conte, ma per colpa di Gentiloni, perché quando Trump entrò in carica nel 2016, tu in Italia avevi dei governi di centrosinistra che prima avevano fatto campagna elettorale quando c'era Renzi per la Clinton, e poi con Gentiloni entrarono in carica quasi in contemporanea, si perse del tempo e non ci fu quella rapidità per porsi da subito come interlocutori privilegiati negli Stati Uniti. Quindi ecco, il compito di Salvini è molto difficile, è molto arduo, però almeno a quanto ho ascoltato dalle due conferenze stampa che poi ha fatto dopo gli incontri, prima con Pompeo e poi con Pence, la direzione è molto chiara, è quella di rinsaldare un legame politico e culturale con la Casa Bianca di Trump. Chiarissimo. Senti Pietro, prima di chiudere, abbiamo altri 5 minuti, hai scritto anche un altro articolo che riguarda l'assalto della sinistra al Papa, la mozione del PD e del Movimento 5 Stelle contro il Vaticano. Di che cosa si tratta? Ma questo è un tema che a ogni legislatura riemerge. In realtà è una mozione che vuole innanzitutto togliere l'insegnamento della religione cattolica a scuola, cioè vuole riformare il concordato dell'84 agendo su vari punti. Il primo è quello dell'insegnamento della religione cattolica come è disciplinata adesso, per introdurre una di quelle solite robe, insegnamento sui diritti, sulla cittadinanza, quelle cose là. Secondo, poi riformare la disciplina delle tasse, perché noi sappiamo che ci sono delle agevolazioni per gli immobili della Chiesa in Italia per quanto riguarda l'IMU. E terzo punto, un cambio dell'assegnazione dei fondi sull'8 per 1000 inoptato, perché succede questo, che nel momento in cui c'è la parte dell'8 per 1000 che non viene definita con la scelta precisa del contribuente, poi viene ridistribuita tra vari culti in percentuale, e quindi vogliono cambiare anche quello. Però ecco, permettimi di notare quantomeno quindi si tratta di una mozione che raccoglie il testimone laicista che c'è da molte parti in Europa, e fammi sottolineare anche un aspetto curioso, che tra i firmatari di questa mozione, che è pluripartitica, perché c'è il PD, come hai giustamente notato tu, il Movimento 5 Stelle, ma ci sono anche i socialisti e c'è più Europa. Ecco, tra i firmatari c'è proprio la stessa Emma Bonino, che da Papa Francesco fu definita assieme a Giorgio Napolitano come una delle figure più importanti dell'Italia contemporanea, quindi questo mi pare quantomeno curioso. Aggiungo un'altra cosa, che per quanto riguarda la religione, l'insegnamento della religione cattolica, al netto delle discipline di rapporti che i singoli paesi possono avere con il Vaticano, però c'è un tema che si è posto in Europa, perché in Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo, dove veniva insegnata da molti anni, è stata tolta per inserire un insegnamento
che si chiama una roba tipo insegnamento alle visioni del mondo, una di queste cose politicamente corrette, retoriche, eccetera. Sì. E negli ultimi mesi si è innescato un dibattito in questo senso anche in Inghilterra, dove si insegnava la religione cristiana. Lì sono anglicani, quindi sono soprattutto anglicani, quindi si faceva un insegnamento più generale, ma anche lì la si vuole cancellare. Secondo me, per quanto riguarda l'Italia, allora che vada riformata, diciamo così, vada riformata l'impostazione di com'è l'ora di religione, non ci piove. Ma io farei addirittura una cosa più forte, cioè io istituirei, l'avevo scritta sul Tempo qualche anno fa questa roba, un insegnamento alla cultura cristiana, perché l'Italia è un paese cristiano, la cristianità fa parte anche della partecipazione civica, perché noi siamo l'Italia dei campanili, delle processioni, delle devozioni che cambiano in ogni città, e quindi il rapporto con la religione, anche se non credi, comunque fa parte dell'identità civile di questo paese. E io la farei addirittura un insegnamento obbligatorio, perché anche chi è straniero e figlio di stranieri deve rapportarsi con una storia e con un vivere civile che è profondamente segnato dalla cristianità. Benissimo. Senti Pietro, oggi stai scrivendo qualcosa per domani, oppure quali saranno i temi dei tuoi prossimi articoli? Ma vediamo, oggi la notizia di questa mattina è la relazione che ha fatto Conte al Parlamento in vista del Consiglio europeo, quindi occhi puntati su questi 2 giorni, perché bisogna capire adesso che fine farà il confronto sull'ipotesi di procedura di infrazione. Bisogna capire quale sarà la risposta che avremo anche in diretta, insomma, sulle intenzioni di riforma fiscale, e c'è questo grande derby che è ancora al centro del tavolo, cioè l'inattualità di una proposta rigorista che l'Europa, il voto europeo continua a voler imporre, e quelle spinte di cambiamento che sono rappresentate al momento in maniera molto più forte da Salvini. A partire da questo nodo, da questo derby, si capiranno molte cose. Certo, poi si parla anche di nomine. Il Premier Conte dice sulle nomine si dia un segnale di cambiamento ai cittadini. Il Premier Conte auspica per l'Italia un ruolo dell'Italia per quanto riguarda l'economia in Europa, giusto? Sì, un portafoglio economico, vediamo, insomma, secondo me è molto in salita quella strada lì. Va bene. Però l'auspicio personale è che ci sia un politico e non un tecnico, perché sennò se un governo ha forte trazione politica dovesse esprimere un tecnico, non so, mi sembrerebbe un po' una contraddizione, staremo a vedere. Benissimo, allora Pietro, come al solito grazie mille, ci risentiamo con te giovedì prossimo, il tuo giorno è il giovedì alle 10:35, grazie mille, buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi, buon proseguimento. E grazie a tutti per averci seguito, adesso c'è Lucio Brignoli. E lucevano le stelle. Sì, lo so.